All'interno di CRUI sono stato io a proporre di evitare di scrivere l'ennesima lettera di protesta alla Ministra e di organizzare qualcosa a livello nazionale. Questo è stato accolto con entusiasmo, per cui il giorno stesso tra l'altro mi hanno anche affidato il compitino di preparare il documento di base che poi è stato integrato ed è distribuito. Per noi a Verona riteniamo che la cosa importante sia uscire dall'università e quindi andare nella sala civica, la principale, proprio perché il messaggio che vogliamo dare è un messaggio di consapevolezza a tutti i concittadini di qual è la situazione italiana e veronese in una dimensione comparativa europea e internazionale. Diceva ricerca, università, non un costo ma investimento. Assolutamente sì, e ci sono degli studi fatti da organizzazioni internazionali che dimostrano questo. Il ritorno netto non è solo per chi frequenta l'università o per le imprese, ma è per la collettività, perché chi svolge un percorso universitario avrà un reddito superiore che genererà maggiore gettito di tasse e contributi che ampiamente superano l'importo dei fondi che a suo tempo sono stati dati all'università per consentire loro di studiare. Quindi è davvero una risorsa collettiva. Questa giornata servirà per raccogliere quello che lei diceva e ha coordinato come documento programmatico per le future azioni del governo rispetto al mondo universitario. Quali sono i punti cardine contenuti in questo documento? I punti cardine sono innanzitutto ripristinare la situazione prima della crisi che ci ha visto decurtare come sistema quasi 1 miliardo di euro, eliminare il blocco del turnover in modo da poter sostituire le persone che vanno in pensione con i giovani. Sono giovani bravi perché si parla anche di fuga dei cervelli, questo significa che i nostri cervelli sono fini perché l'estero ce li porta via e vorremmo che loro, se loro vogliono, possano avere uno sviluppo, una prospettiva anche nel nostro paese.